Il liceo classico europeo di Montagnana non deve chiudere, a dirlo è il senatore padovano e leader UDC Antonio De Poli, che interviene sul rischio di chiusura dell'istituto definendolo un'eccellenza del territorio, un modello educativo che unisce tradizione e respiro internazionale. Accogliendo l'appello di Confartigianato Padova, De Poli ricorda come il liceo sia un presidio culturale fondamentale per la bassa padovana, capace di attrarre studenti da tutto il Veneto. Proprio al Senato il senatore aveva già presentato il liceo come esempio virtuoso a livello nazionale. Ora l'appello è rivolto a tutte le istituzioni, ad ogni livello, per garantire continuità a un'esperienza formativa che rappresenta il futuro dei giovani e la vitalità del territorio. Ascoltiamo le parole del senatore. Il liceo classico europeo di Montagnana è un fiore all'occhiello per il nostro territorio. Non possiamo permettere che venga chiuso. Lancio un appello alle istituzioni coinvolte, dal Comune alla Provincia alla Regione e al Ministero, affinché possano attivarsi per trovare una soluzione positiva, garantendo così a questo istituto prestigioso una prospettiva futura.